killing thrillers, hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to run away. The story's the end, all a piece of true fiction, meaningless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never
surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Oh, buon pomeriggio a tutti. Allora, un attimo che sistemo le chat, sistemo tutto. Eccoci qua. Allora, che cosa facciamo oggi per terminare la demo? Penso che la risposta col 41% dei voti, presente per Re Fantazio. Lo sapevo che eri tu, Pierluigi. Buon pomeriggio. Allora, Pierluigi, questo è ciò che hanno fatto le altre persone in giro per il mondo in questa giornata. Noi siamo al secondo giorno, ne abbiamo soltanto un altro, mi sembra. Però, visto che abbiamo sbloccato il corridoio di Belega, che è una zona nuova, a sto punto perché no? Perché no? Allora, ho fatto un po' di aggiornamenti ai driver video, sistemato un paio di cose. Ditemi se si vede e si sente tutto bene. Beh, esatto, Pierluigi, cioè, proprio... Facciamo prima una passeggiatina, andiamo a vedere nei negozi se c'è qualcosa che ci manca. Vediamo un po' se... come siamo messi e poi prendiamo la mappa e ce ne andiamo. Allora, noi mi sembra che già comunque avevamo preso le armi massime. Allora, vediamo la squadra come ce l'abbiamo messa. No, non ci sono seguaci in questo momento. Allora, noi lottatore. Ce l'ho ancora tutti e tre come lottatori. Allora, andiamo di farci un bel party all'altezza. Allora, partiamo col viandante, anche perché è la nostra classe principale, quindi l'evoluzione la vogliamo vedere, penso, immediatamente. Qui siamo messi bene. Questa già è equipaggiata. E qua abbiamo un forza più 2 che male non fa, anche se va bene così al momento. Poi facciamo... Tu che meni con i cazzottoni? Ti dirò, però vorrei finalmente vedere un cattivo con un cervello funzionante. Questo Luis mi ha deluso. Vabbè, Pierluigi, siamo al prologo. C'è ancora 196.000 ore di gioco davanti. Quindi... E poi ne abbiamo parlato pure ieri con Gianmarco. Che alla fine poi si è attaccato anche lui e ci sta giocando pure lui e se lo prenderà anche lui. Luis non è il vero cattivo. C'è qualcun altro, c'è qualcos'altro dietro. Allora, tirapugni sacro. E a posto e va bene così. Questa ce l'ha equipaggiata lei. Anche se... Diciamo che questa te la prendi un attimo tu. Così mi tanchi anche un pochino. E forza più 2 che non fa male. Tu invece mi fai... Mi fai... Grande cavaliere. Grande cavaliere però con una variante. Cotta di maglia. Questa è quella che abbiamo già equipaggiata.
Questo non ce lo possiamo mettere. Allora, possiamo fare. Possiamo fare. Innanzitutto noi con medi e un po' di fuoco che male non va. D'accordo, però un cattivo intelligente per me, anche se poi non sarà il principale, secondo me avrebbe reso la... Prologo. Pierluigi, prologo. Le pedine non sono ancora al loro posto. Che mi sembra strano che subito abbiano messo sto nemico grosso di sto cazzo così. Facciamolo pappoleare un attimo. Allora, come te... a questo punto ne possiamo mettere due anche a lui. Un po' di soldini ce li abbiamo. Allora, io il super cazzottone, visto che siamo anche forti, glielo darei. No, aspetta, aspetta, fermi, fermi, stavo sbagliando, stavo sbagliando. Stavo sbagliando. Noi dobbiamo fare da qui e metterci dei... Ok. Questo è quello equipaggiato. A posto. Ecco qua. C'è pure un po' di pronto soccorso che si può utilizzare nel menu principale. Però continua a non piacermi la cosa. Secondo me questo è proprio prologo, ti fa sembrare un attimo certe cose, però lui si è presentato così in questo modo forse per qualche motivo. Aspetta, fermati. Pugno perfetto, ecco qua. Allora, vediamo un po' le armature. Vediamo un pochino. Magari giusto un po' di protezione in più. Che altro direi protezione in meno, che non abbiamo il becco di un quattrino. Va bene, allora. Quindi adesso, se noi mettiamo la mappa... Va bene, ho sbagliato pulsante. Va bene. Allora, se noi volessimo uscire fuori dalla città, se noi andiamo qui e ce ne usciamo dal portone principale, e penso che noi usciamo dalla città. Non ti preoccupare della cattedrale. Allora, accettare richieste e ottenere informazioni ti permetterà di accedere a nuove aree sulle mappe del mondo. Se conosci la strada per raggiungerle, puoi visitarle. Si è presentato in un modo che diceva: non sceglietemi, basta conoscere un film. Ne dovrà prendere tante, ma così tante, ma così tante. Puoi vedere quanti giorni occorrono per raggiungere un luogo selezionandolo sulla mappa. Se la strada non passa attraverso un accampamento, arriverai nel pomeriggio. Quando torni in città dalla tua destinazione sarà sempre notte. E se torni dopo aver affrontato un dungeon non potrai fare altro. Tu e i tuoi compagni avete bisogno di riposare come si deve. Fuori dalla città si annidano innumerevoli insidie, ma abbi fiducia nei tuoi alleati e vivi la tua avventura senza timore. Non ti preoccupare. Allora, qua è la grande cattedrale. Allora, se noi... Ci vuole un giorno. Andiamo. Vai. All'avventura. Persona 6, mappa del Giappone, varie cittadine, varie cose. Shh, non ho detto niente. Allora, un dungeon. Forse lo possiamo pure completare. Avevo sentito che era la villa di un'antica famiglia nobiliare, ma sembra decisamente vetusta. Comunque in real life il Giappone è una polvere... Perché? Che è successo? Che mi sono perso? Dobbiamo trovare i tesori.
Ok. Vai tranquilla, vai tranquilla. Allora, qui siamo messi abbastanza bene. Allora, non ci interessa andare qui. Ok, a sto punto salviamo qui. Un attimino per sicurezza. Ok, andiamo. Ok, cosa hai visto? それじゃあ ならば Va bene, va bene. Ok, c'è un concittadino. Il Giappone in questo momento è il paese più indebitato al mondo. La proporzione se ci fossero dei problemi rischierebbe una catastrofe economica in un tempo brevissimo. Oh no. Oh no, 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 no. Mm. Allora, quanto siete forti? 本当は避けられなさそうね Giustamente non vi ho mai affrontato. 敵がいるな Ah, vabbè, siete delle pippette, siete tutto a posto allora. Ok, allora inizia l'esplorazione. Oh, aspetta, cosa vuoi tu? Che armi stai usando? Va bene. Già lo sapeva. Grazie mille, signor Dent. そこか Allora, altre falene. 詰めるよ Tu sei grosso. Tu sei grosso. Allora. Goborn stregone. さあつける Iniziamo a vedere un pochino così. 貴族として食らいな Ottimo. うまくいった Sì, sì, lo stregone già è morto. Più stregone. Abbiamo risolto proprio il problema a monte. Allora. 違うの Allora, voi che siete i primi. Diciamo che... 正義の覚悟はいいか残り一つ Ecco qua, a posto. 敵の攻撃が来るわ Pezzettino di merda. 攻撃回避 Vaffanculo. 立て直す Curettina. 助かった ありがたい最善をモーク Cazzo, to... E via. Allora. I pugni fanno male. Fanno male. Questa è una buona notizia. Allora. 敵はもういないな A sto punto. Polvere di fata. これは役に Di qua potremmo scendere. Però c'è tutta la zona di qua ancora da esplorare. Oh, un tesoro. A posto. Allora, a sto punto... Ah, non avete debolezze voi? Mi fa piacere. 風よ残った正義王者の力 Allora, stregone. Vai giù. 打ち砕け思ったよりやるな Ottimo. 落ち着いていこう一緒に行こう No, 最後だよし tu sei stordito, quindi t'attacchi al cazzo. A posto così. 勝負ありね Direi al momento tutto bene. Se prendo Re Fantasio ho già deciso che archetipo usare e come allocare i punti. Per Luigi tu prenderai Re Fantasio, lo stai vedendo, è bello, è fatto bene. No,
Ok, allora, tesorino. やったいいぞ Balsamo vitale. Va benissimo. Allora, a sto punto, se scendiamo di qua o di là è la stessa cosa? Vediamo un attimo. Sì, è la stessa identica cosa. Sì, ok, a posto. Allora, vediamo un po' qua cosa c'è. Salve a lei. Meno male che non me li sono messi. Avvelenamento o paralisi. Grazie mille. Gentilissimo. Allora. Ok, questo è un pochino più duro. 悪は正す叩き潰す見た Ok. Facciamo così. Facciamo così. 恥ずかしくない戦い加減はしないシーカー Mm. 炎よあと一つ Meglio che ce ne togliamo un altro da mezzo. 王者の力この身に破れ Ok, a posto. もう敵はいないみたいね。先に進むよ。 E prendiamo anche un po' di bonus. もう敵は Allora, ci curiamo velocemente. Allora, di qua è bloccato e dobbiamo girare. Di qua si scende ancora giù. Allora, di qua è aperto. Salve. そこか Oh, ma ciao. Cavaliere livello 10. Ottimo così. 捕らえた接近戦だ Merda, ho fatto tardi la schivata. Questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe essere un problema. こんなものか。 Ecco, appunto, a posto. どうした。 Avete finito? Finito? A posto? 粉々にしてやる 人のために。 Non mi sembra propriamente il caso, eh. 使うぞ。 Vai. ありがたい Resisti. Resisti. Non resistono. Non resistono. Non resistono. Minchia. Sì, vabbè. どうした。私はまだ立っているさ。何やられてちゃ。もう。誰か。 Ci ho provato. Niente, no. Oh, è entrato proprio male il fight. Per essere bello è bello, ma i soldi... Ah no, quello assolutamente. Mi vede appena esce un pochino scontato, hai capito? Appena c'è la possibilità uno può... Ok, quindi ci ha salvato da qui. Allora, quindi dobbiamo riscendere a sto punto. Allora, massima attenzione che se sbagliamo mezza mossa, siamo morti. Allora, riparlo con te che mi dai la freccia. Risaliamo pure di qua. A sto punto la zona lì ce la facciamo dopo. Allora, quindi andiamo direttamente qua. 捕らえた Andiamo da loro. いい戦い方だ。 Ok, e mo dobbiamo stare attenti a questi due. Ecco qua. Adesso sì. 炎よ Toma, fanculo. この身に破れ Ottimo. 正義にかけて。落ち着いていこう最後まで油断大敵だその息だ
Va bene così. みんなセットにそこだ Ecco qua, a posto. Adesso è entrato bene il fight. いいさ Ottimo. 敵はも Allora, oggettino qui. う良いものを見つけたな E di qua non si apre. Ci saranno delle leve, qualcosa? Allora, quindi a sto punto dobbiamo per forza scendere di sotto. 捉えた詰めるよ前へ Vai, 一気に行こう Suka. シーカーそうじゃないモーク粉々にしてやる残り2つ Ecco qua. 砕け思ったよりやるな A posto così. Questa è stata cattiva, eh. 最善を食らいな最後だいいね 我が剣 Suka. こんなとこだな Ok, ottimo. Allora, a sto punto dobbiamo per forza scendere. Forse da giù si fa il giro da dietro e sblocchiamo la zona. Allora, ci sono tanti nemici qua. 敵がいるな Salve. そこか Questo già era resistente di suo. Cazzarola. Mm, 行くぞ落ち着こうこの力で 支援するよ a sto punto. さすがだなスモーク合わなそう悪は正す Cacciatore, cacciatore. Normale. No, facciamo fuori i primi cacciatori. 残り3つこんなとこだな人のためにまだ耐えるか Aglia, aglia, aglia. Allora. Come possiamo vedere di fare? よここに Passiamo il turno. Cazzottone 1. Cazzottone 2. 恥ずかしくない戦いを Ecco qua. Ok, stiamo riuscendo ad essere un pochino dei bravi giocatori. Allora, mo dobbiamo sperare che non ci sono gli altri vicino. E invece, questo pure è duro. 続けて攻める Allora, 貴族として王 ci 者 siamo sicuri che ci lascia le penne. 相手をライト破壊する思ったよりやるな Siete storditi. Ok. 英霊の力をまだ耐えるか Mm. Suka. Sucalo. Ok, questa pure è stata buona. 悪くないなさらなる高みを目指す Stiamo livellando un bel po' qua. Pierluigi, caratteristica, dimmela tu. Allora, al momento abbiamo preso un punto a forza. No. Ah, per sbaglio l'avevo messo io. Ok, ci hanno dato un punto in agilità. Dove ci orientiamo? No, tutti in una caratteristica, no. Sa di brutto. Allora. Un po' di resistenza. Convincimi. Convincimi, vai. Vendimi la cosa. Ah, ok. Ok.
Ti aspetto. Devo mettere qui. Così. Così. Allora, se tu noti i tuoi compagni. Ok. Non puoi decidere come metteranno i loro punti. Ok, fino a qua ci troviamo. Che vuol dire che più o meno saranno bilanciati. Assolutamente. Ma questo li renderà medi in tutto e non forti in niente. Allora, queste a noi sono le statistiche base che poi vanno a modificarsi in base all'archetipo che noi mettiamo. Sono due, questo voleva dire avere personaggi deboli. Ok, allora io in questo momento con i danni che prendo, beh che non è importante pure che moriamo noi non finisce il fight, quindi... Però a sto punto, usando sto ragionamento, inizierei a mettere su forza. Così da riuscire a fare più danni e abbassare la stamina nei combattimenti in terza persona e poi menare meglio quando entriamo in prima. A turni. Ok, fatto, forza. これで終わりか。 Con loro di supporto con le abilità una volta che entriamo nel fight. Che l'abbiamo visto pure col fight di prima. Facendoci prendere siamo stati letteralmente sciolti. Riuscendo a fargli terminare la stamina e entrando noi con un colpo iniziale in modalità turni stiamo riuscendo a farli facilmente. Quindi, che cazzo? Quanti cazzo ne siete? Ma in questa stanza si farma che è un piacere qua. Ecco, vedi questi qua? Ok. Ma in questa stanza si fanno punti esperienza a iosa. Aspetta, dobbiamo celebrare l'evento. Aspetta. Così, giusto per il meme. Il miglior modo di subire meno danno non è avere il maggiore riduzione, ma segare più rapidamente il nemico. Anche. Diciamo il giusto bilanciamento dei due. Riappaiono tutti? No, ci vuole la safe. Ok. Ok. Oh, se riapparivano semplicemente così. Fatta. Allora. Salve. E la Madonna, quanti siete? Allora, voi tre, tutto a posto. Questo è tosto. Ok, allora. Vai di medi. すまない。恩に着る。 Ok, 粉々にしてやる。 ottimo, このために打ち砕け。あと2つ。 ottimo. Cambio. この身に宿れ。いいね。 Ecco qua. Nel dubbio. Ok. Abbiamo fatto arma lunga arrugginita superiore per 2. La dobbiamo far identificare. Ok, ottimo. Fatti fuori tutti. Minchia. このまま仕留めるぞ。 Oh, comunque Pierluigi si trovano un bel po' di nemici, calcolando che è il primo dungeon opzionale, mettiamola così. 覚悟はいいか。食らえ。正念場だ。 Vai. 砕け。 No. 自由な旅人の力を。 Ok. 粉々にしてやる。往生際
Pezzettino di merda. Ok, nessuno si può muovere. 最後の詰めだ。落ち着いていこう。行くぞ。癒しの Bel medi. 感謝する。ありがたい。王者の力。 Pugno perfetto. E via. A posto. Scommetto che se stai qua un po' di... Sì, ma qua si farma proprio per bene. 意外と楽勝だったな。 Voglio capire se ci sono checkpoint. Voglio capire un attimo com'è la situazione. Che se sono dungeon dove devi arrivare in una giornata di gioco dall'inizio alla fine, senza punti intermedi, ma a me mi inviti a nozze, io quello vado trovando. Penso si è notato pure dalle live di persona. Allora. Ma ci sono proprio un bel po' di nemici. Ok. Tu sei pesante. Tu sei pesante. Ok, va benissimo. Allora, tu attacchi qua. Aglia. No. Fermi. Ok, meno uno. Meno due. Pure crittato. Ok, tanto a sto punto non mi serve usare abilità, basta solo che non veniamo colpiti per avere il bonus. 悪くない感覚だ。 Ottimo. まだ残りが Merda. 気を抜くなよ。 Allora, utilizziamo un po' di oggetti per curarci a sto punto. Ecco qua. A posto, perfetto. Acqua benedetta. Allora, di qua ci sono le scale. Si può andare anche oltre? Sì. Vediamo, si può andare di qua. Ok, e si gira. Qua le porte continuano ad essere chiuse, quindi dobbiamo trovare il modo per aprirle. Ok, e a sto punto continuiamo a scendere giù. Allora, salve. Merda. Ok. Vai, Mena, bravissimo. Un po' se per caso... No, boh, voleva attaccare l'altro, ma fa niente. Via. 死の誓いか思ったよりやるな。落ち着いていく。強い。 Ah, no, per un punto. Vabbè. Tua sorella. Vaffanculo. Ok. Perso il bonus, ma di poco, però va bene. Accessorio arrugginito, arma arrugginita. Quante cazzo di cose stiamo trovando? Ok, aspetta, però, aspetta. Allora, tu sei trappola. Madonna, le botte. Aspetta un attimo, fermati. Tu sei quello debole al fuoco. E ti togliamo da mezzo. Ti fai male? Sì. A posto. Perché no? Ma il problema sono tutti sti mostri qua attorno, allora. Innanzitutto ci curiamo. Ok, piano piano vediamo di ripulire la zona.
Allora, 叩き潰す è un peccato, però ti sei pure risvegliato. Meglio che te ne stai fermo tu. 破壊するあと2つ Meno 2. そのまま続けて Ok. 悪は正す Facciamo 1. アイスライト Facciamo 2. 落ち着いていこうやっった傷逃がすか Ok, a posto. Dopo stiamo riuscendo a ripulire la zona, dai. Sì, armi arrugginito. Stiamo trovando un casino di roba, livelli che stiamo facendo. Uff. Forza e resistenza. Agilità e fortuna. Salve. Ma qua sono tutti belli resistenti, eh. 強いモーク粉々にしてやる Pugnettone. みんな無事か A 精霊の力を sto punto. Tanto c'hanno il turno di stordimento. Tranne lui che è uno stronzo. Puttana di tua sorella! Quella grande zompa perita di tua sorella. やっ手加減はなしだ Mortacci tua. 残り一つ自由な旅人 Tacci tua. Tacci tua. シータ他のやりやっ Quella bottana della sorella. もう敵はいないみたいね先に進むよ 敵 Merda. 接近戦だこのまま押し切る Ok, questi qua fatti fuori. Mo. どうだ A posto. もう敵はいないわ安全になったみたい Minchia se ha menato forte quello. Lo stregone sì, deve morire subito. Mezza mossa l'ha fatta ma ci ha shottato. Marmo splendente. 敵がいるなこのまま押し切る前 Ok, siamo abbastanza forti. Ok, a posto così. しばらく安全よ Poi converrebbe farli in prima a turni così si prendono pure più punti. Sì. Danno belle pezze che... Che è successo? Va bene. Allora. Iniziamo a salvare qua. Ah beh, questo era l'inizio dei 3 giorni, non fa niente. Tanto il nostro destino è stato già deciso. Oh cazzo! Ma è grosso questo. Allora, 気をつけて fate molta attenzione. A posto. Salve. Lei è grosso. シータ Lei è grosso e non le piace il fuoco. No, in realtà le piace il fuoco. Allora, siamo con un testone in bocca. 状況を確認する見えた Deboli acquisti, ok. 自由な Però si fa 12. Non credo convenga. Allora, iniziamo ad aumentare lui. Culo a mammito! Culo! 悪は正す叩き潰す Ma ha fatto male. Però così lo sente. まだ倒れるわけにはさすがだなサイズ覚悟はいいか Allora, voglio morire, però... Suka! Suka, c'hai oblio, Suka! Suka, Suka, Suka! Suka! Suka, aspetta, non tutto è perduto. Il regno può ancora rinascere, fermi. Fermi tutti. Fermi tutti. 悪は正す Continua a tenere oblio tu.
Oh no, si è caricato. Oh no. Allora, a sto punto aspetta. 皆の力を貸してくれ。 No, preferisco farlo con l'altro. Allora, iniziamo a prenderci un turno extra. 自由 Non fa un cazzo, però. Medi. 助かった。 オンに切る Ok, a sto punto. 頼んだよ Ma sì. Ma sì. Ma fa l'onda energetica. Va bene, Goku. Va bene. Oh no! Oh no, si è tolta. È morto. No. Suka. 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 Allora. 行くぞ。 Attira gli attacchi su di te. 自由な旅人の力を Che scappa per lui. Che scappa. Non si scappa davanti a un cornuto grosso. Allora. Cura. 感謝する。 ありがたいサイズ Deve averne un altro po'. Però. Se ci entra oblio. 死の誓いとともに。 Turno extra. Assolutamente no. No, no, no. Gulo assorto. Gulo. Garingulo assorto. Va bene, non c'è problema, non c'è problema. C'è problema. これを使おう C'è problema. Tu mina là e non ti preoccupare. Va bene, caricati come vuoi. Allora. Attacchino extra. 恥ずかし Che くない male non fa. Poi. Medi. 倒れるわけには助かった。 オンに切るさて王者の力 Spacca testa. 飲みに破れ みんな無事。 Non entra più. Non entra più. Perché non entri più? Pulliamoci un attimo il più possibile. Carica di Senna. Ecco. Pochino troppo però, Suka. 状況を確認する。 Turno extra. E facciamo un altro media a sto punto. Ne posso fare altri 3. 感謝する。 オンに切る正義の子モーク Spacca testa. あと一息か Ok. Vabbè. Questo l'avevo previsto. どうした。 Questo non tanto. Però. Se noi facciamo così. やれる E facciamo così. Vediamo se riusciamo a resistere un attimo. Ok, vabbè. A posto. 王者の力 Allora, tu spacca testa. みんな無事か。 E non ti entra la debolezza, mortacci tuo. 大丈夫先 Cambio turno. 悪はただ粉々にしてやる Sapevo mi conveniva fare una cura con lui in realtà. Qua finisce male. Qua finisce male. Ho detto finiva male. Allora, 無駄遣いは。 facciamo così. Turno bonus. 人の力を使うよ Rimedio di nascita. 助かったモーク食らえ Vai ragazzi. Vai ragazzi. Vai ragazzi, credeteci. Non ci credono. Non ci credono. Non ci hanno creduto. No, stava morendo. Così ispira l'ultima fantasia. 不安に向き合う。 さて
Comunque è fatto, è fattibile. Fatto fattibile, tutto a posto. Noi ci mettiamo con calma. Allora, これを iniziamo a dare più forza a lui. Spacca testa. 粉々にしてやる 騎士の誓いとともにそこ大丈夫 Allora, noi ci spostiamo indietro. 王者の魂をここに Tu giustamente non penso tu abbia qualche debolezza. 燃えろ Stessa cosa di prima ho fatto. Così già. Puttana tesoro. Vabbè, vabbè, non c'è problema, non c'è problema. Allora, 我が正義にかけてやめておく頼んだ facciamo così 魂をここに e ci curiamo. ありがと E almeno siamo un pochino tranquilli. Poi. No, 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 no. 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 No, si è un attimo incazzato, aspetta. Ah, che bello, rapido e veloce. Allora, tu vai dietro. Secondo ciclone. う No. 正義の拳王者の力この身に破れ 騎士の誓い見えた 落ち着い加減はしない支援す E る gli diamo un po' di forza a lui. L'ultima fantasia mi ricorda Final Fantasy. Sì. Vaffanculo. 覚悟はいいか Vai che ce la possiamo fare, vai. 破壊する切られた Ma vaffanculo. まだだ Sì, ma è molto cattiva questa cosa comunque, eh. Io te lo dico, ma... どうか Allora, facciamo un medi. わけにはさすがだな最善を尽くさないとな使わせてもらう我が信念は折れん Allora, ce la fai stare tranquilla un turno? Ok, e io ti ringrazio. Allora, なすべきことのために riproviamoci. Vediamo se questo fa più male. Ho capito, però. Ho capito. ここに 2 di fila ne è mancati, però. ありがたい Capo de cazzo. 全力でやったのに No. Allora. 君の物語は No, che la storia finisce qui, ma stai zitto. Moro, stai zitto per piacere. Allora. Ci dobbiamo arrabbiare. Arrabbiamoci. Uno lo vuole prendere con simpatia, con sportività. No, che farming. No, no, Pierluigi. Pierluigi, allora. Prima sono arrivato che mancava tanto così di energia. Io da qua, non me ne vado fino a quando non muore. Ce la posso fare. Allora. Iniziamo a fare così. Facciamo come abbiamo fatto ieri. 文句 Proviamo un attimo così. Anche perché così in 2 c'è il doppio bonus al critico. Allora, noi andiamo dietro. これを Diamo l'energia a lui. 悪はただ Ecco qua, a posto. 我が剣 Ecco qua, a posto. Vedi come è entrato bene? Noi ci mettiamo in difesa. 最王者の Tu gliene tiri un altro. この身に破れ A posto. C'hai oblio, testa di cazzo, non puoi fare niente. Non puoi fare niente, mio caro. No, no. Mi spiace. 我が正義にかけて Suka. 恥ずかしくない正しいか癒しの力よ 感謝する Ragazzi, recuperate. E a questo punto continuiamo così e facciamo pure più male. Non puoi fare niente. Mi spiace. Questo invece lo puoi fare. この力で立て直す
Vai. Ottimo. Hanno crittato solo all'inizio, non crittate più, ragazzi. Ok, va bene anche così. Allora, medi, pulliamoci un attimo per sicurezza. オンに切る Ok, poi spacca testa tu e ti è entrato di nuovo, vaffanculo. Ottimo. やり行くぞ E a sto punto approfittiamo, ti diamo anche un bonus all'attacco a te. Tu al massimo puoi attaccare normale. Ti attacchi. Ti riattacchi. 悪は正す粉々にしてやる Ottimo. 打ち砕け思ったよりやるな Ottimo. 恥ずかしくない加減はしない Gli rialziamo l'energia. すまないありがたいモーク叩き潰す Suka. No. Mi spiace. No. Puoi fare niente. 精霊の力をまだ耐えるか大丈夫やれるよシーカー風よ Faccio anche io un pochino di male. さこの力なら No. 技じゃないモーク粉々にしてやる往生際が悪い Allora, tu adesso mi farei molto male. Molto male, molto male. Ah no. Ti potenzi? Vabbè, caricati. Va benissimo così, guarda. 我が正義にかけて倒しきれんか恥ずかしくない先よろしくはあ思ったより耐える Vai. 我が剣 A cazzottoni ti prendo. Che farming? Cosa farming? Cosa fa? Pure un po' di bonus me lo poteva dare, però mannaggia la miseria. Mannaggia. Abbiamo preso anche un falcione. Livello noi. Abbiamo preso un punto a fortuna. Ne mettiamo uno a magia. Ecco qua. Mediamente bilanciati. Schiva contusione. Aumenta l'illusione contro gli attacchi contundenti. E sta cosa ci piace. È morto. Corno del bruto. Però io c'ho ancora il dungeon da esplorare, non mi fa uscire da qua dentro per piacere. いや Ok, va bene. Ci è mancato poco. No, voglio esplorare ancora un po'. Fammi esplorare qua, per piacere. Ma qua dentro dobbiamo prendere tutto e non ci dobbiamo tornare fino a qua, non ci saranno altre queste. Allora. Ok, quindi a questo punto c'è qualche passaggio che non abbiamo fatto. Ci serve qualche oggetto per aprire quelle stanze? Oh, sono tornati pure i nemici. Farmiamo un altro posto, punto. 敵がいるな前へ Allora, sono punti in omaggio, sono. Perché no? Allora, ma non c'è una leva da qualche parte, qualcosa che faccia aprire tutte le porte? Allora, vediamo con la vista a raggi X. Allora, qua non c'è. Ci sono muri segreti per caso? No. 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 Vabbè, io ci ho provato. Non ci sono leve, ingranaggi né altro. No, salvare dal gatto, no, penso che stiamo abbastanza tranquilli. Tanto più che altro su un giro esplorativo che dobbiamo fare, che dobbiamo capire come aprire quelle stanze. Oh, cazzo. よしおしっていくぞ A sto punto, aspetta. Pure per stare un pochino più tranquilli. 防御を固めるモーク食らえ残り3つ Suka. 文句 Vai. まだ耐えるか Vai ragazzi, menate, menate. 残り2つよし Ok.
し文句砕け思ったよりやるな落ち着いていこうふっやっまだ耐える Problemino, però va bene. かすり傷だ Suka, tua mamma. Tua mamma. Tua sorella. Tua zia. 覚悟はいいか Allora, tu muori. Sto col culo stretto. そこか接近戦だ前 Ok. Aglia, tua sorella. 接近戦だ Allora, sì, tu sei un pochino più potente. Allora. A questo punto iniziamo da lui qua. 覚悟はいいか粉々にしてやるもう少しだ Ottimo. そのために思ったよりやるな恥ずかしくない戦いをするあと一つ悪くない Ottimo. A questo punto a te ti facciamo fuori con gli attacchi normali. Ok, su altri punti, altri soldi, altre emozioni. Allora, tra un po' facciamo pure due bei level up. 前へ接近戦だどうだ敵がいるな No. Aglia, pezzettino di merda. No, cosa fate? Fermi. Fermatevi. Che colpo poderoso, vaffanculo. Allora, passo indietro. Non volevo fare questo, però va bene. この身に破れ 我が正義にかけてこのまま Dovevo rischiare così. Granola di colpi. Capa da cazzo. Puttana sorda. Quella vacca di tua cognata. Quella grande vacca. E basta che ti distrai un attimo. Mezzo secondo, è finita. やはり現 Allora, vediamo quanto ci ha salvato prima. Ok, ci ha salvato dalla fine della boss fight. Ok, quindi c'era manco... Era inutile salvare. Ok, allora. A questo punto ci rifacciamo un attimo la zona. 接近戦だ やるじゃないか Ok. Sono riapparsi tutti a sto punto. そこかよし Ok. Un attimo che c'è una notifica. Ok. Allora. Anche se secondo me qua... 王者の魂をここに so che comunque la uso. ちょっと待ったふっやっモーク叩き潰す我が正義にかけて打ち砕け Ottimo. Allora, tu... Via. 覚悟はいいか Fino a quei critici abbiamo anche un altro punticino extra, quindi... Quando entrano è sempre un bene. Ok, allora. Senti, visto che lo dobbiamo usare. この力で癒しの力よ感謝する恩に着る Ok. 最善を尽くさない手加減はなしだ Allora, tu muori. このことだ E anche tu. A posto. 敵は全滅みたいお疲れ様 Ok. 敵がいるなキャッキャッ詰めるよ接近戦だ詰めるよ前へやるじゃないか Ok, a posto. モーク Dubbio, gioco coppe. Ok. 精霊の力を
Almeno così. 王者の力この身に宿れ Ottimo. Ottimo così. 敵の増援なし。先を急ぐわよ。悪くない感覚だ。 Livello 14. Punti abilità, punti cose, statistiche. そこか一気に攻める詰めるよ Ok, fregato. この力で さあ叩き潰すもう少しだ Ottimo. 気を抜くな。 Ottimo. そのまま続けて。 Pezzettino di cacca. こんなものか。 Pezzettino di merda. 暗いな Cazzo, alla fine mi ha fregato. 敵の増援なし。 Va bene, non c'è problema. Non c'è problema. 捉えた Ok, di qua abbiamo fatto fuori tutti. Questo era solo un corridoio, quindi non ci sono strade alternative. Allora, 敵がいる いい感じね。弱そうな敵ばっかりね。拍子抜け di qua come si ha? Oh, c'è qualcosa qua. 倒せない。 Ah, ah, attenzione, passaggino segreto. Attenzione, scarabeo d'oro. もらっとけよ Che scasè? Scarabeo d'oro. Ne abbiamo due. Un piccolo insetto che brilla di magla dorato. Non si vende, ma pare che in giro ci sia qualcuno che li colleziona. Ecco. Posso- Allora, tesoro 1. Orecchino della strega. Un orecchino che aumenta leggermente il potere magico di chi la indossa. Magia più 3. Ok. Potevi scendere da là, ma va bene. Poi, 役立ちそうだ。 acqua marina. Una gemma dall'alto valore commerciale. Ottimo. 今拾ったもの。 Pillola di magla. Ok, qua giustamente non possiamo aprire. Ok, e di qua abbiamo esplorato. Ora, vogliamo vedere se c'è un'altra stanza, un altro corridoio giù. Ci sarà l'ingresso sotto e ci facciamo un po' di pulizia qui. そこか Qua erano tutti abbastanza forti. Allora. Ottimo, critti pure tu. Bravo. Bravo protagonista. 拳一つでも。 Bravissimo. このまま落ち Ottimo. ヒルケンベルグ強い貴族としてモーク粉々にしてやる最後だよし Minchia, sono stati un attimino sciolti. Sì, ci sono pure i passaggi segreti allora. Io pensavo una leva, qualcosa che aprisse tutte le porte. Invece no, devi cercare, devi esplorare. Va benissimo, ma va benissimo così, guarda. Pure lei c'ha spaccatesta. 敵がいるなこのまま落ちる Ok, tu pure sei forte. そうじゃない Ok, 残り3つ ecco qua. まだ耐えるか。 Aglia. Vabbè, vabbè. Sei uno sporcaccione però, eh. Proprio uno sporcaccione. Vaffanculo. Allora, a sto punto... Anzi, aspetta. Aspetta. 使うよ Facciamo così a sto punto. 覚悟はいいか粉々にしてやる Togliamo lui da mezzo. Ci togliamo lui da mezzo. 頼りにさせてもらう Allora, tu hai rotto il capo. Ecco qua.
Ottimo. Una d'agilità e una fortuna. Ok, a sto punto c'è le tre fate qui. Mo dobbiamo vedere di trovare l'altro passaggio. Perché qua effettivamente è un po' una cazzata. Cioè c'è il cancellino qua, però poi c'è la strada da quest'altro lato. C'è niente di strano, ok. No, dove correte? Dove correte tutti? Fermi, non vi fate rincorrere. Fermi tutti, fermi. Ok, lottatore di livello 11. Ah, mago bastardo. Mago bastardo, volevi farmi l'attacco. Pezzettino di sterco. In pratica devi cercare con la vista oppure devi provare a spostare qualche mattonella per trovare... No, allora, ho fatto partire la vista e ho visto sta zona che si illuminava di verde. Sono andato a vedere vicino e c'era il passaggio sotto. Semplicemente quello. Devo darsi pure che si vedono senza. Ok. Oh, comunque con questi driver nuovi Nvidia... Per lui sta andando anche più fluido rispetto ai giorni scorsi e sta laggando di meno, vista anche la zona e tutto. Va bene, va benissimo. Tanto poi usciranno i driver ottimizzati al day one. Allora, passaggio questo ce l'ha dietro, è qua. Ok. Siamo riusciti a fare tutto il dungeon. Ce lo completiamo al 100% con i tesori e tutto. Siamo a posto. Ok, fatto. Il passaggio è qua dietro? No. Ah. Ah. Allora, da qualche parte si deve entrare qua dentro. C'è un passaggio dall'altro lato. Quindi dobbiamo fare lo giro. Per fare lo giro dobbiamo riscendere sotto. Credo di aver visto dove... Aspetta un attimo. Allora, ma dobbiamo andare di qua. Aspetta, ci sono degli amichetti qui. Aspetta un attimo. Allora, no. Abbiamo questi due da mezzo. Se no c'è problema. C'è problema molto grosso altrimenti. Allora. Perché la mossa fa più male in base al numero di punti vita che abbiamo. A questo punto. Minchia. Non voglio rischiare. Tanto mo già si attivano loro. Sciupa. Uno me lo prendo. Suka. E risuka. Ottimo. Oh, ce n'è uno. Allora, a sto punto dobbiamo scendere di qua. Ci curiamo prima, perché no? Ok, qua ne è riuscito uno. O l'abbiamo evitato prima, non penso. Quindi 2, 3. Vabbè, su tutti i punti esperienza lascia fare. Morto.
Morto? No, non morto, ma quasi. Allora, te ti terminiamo così. 勝負ありね。私たちの勝ちよ。 Vai, sì, 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 dammi tutto. 気をつけて。そこかまだいるわよ。接近戦だ一気に攻める Oh no, sono riapparsi tutti dietro. Merda. もう大丈夫ね。 Va bene così, va bene così. 捉えた詰めるよ Riappaiono un po' alla volta. Ecco il passaggio. Vedi, guarda, si illumina di verde. 大丈夫さ。 Così. Allora, ci sono due tesori. Number one. Lancia ammazza demoni. Lancia che si dice abbia ucciso molti demoni minori. Questo andava bene contro il boss. どうする Va bene. Comunque è un'arma anche più rara. Schinieri della guardia. Schinieri di un soldato che protesse la capitale reale. Se purificati in acqua si sveglieranno il loro vero potere. Ok. Di qua giustamente non possiamo uscire. A questo punto vediamo se... Non penso ci siano altri passaggi. Va bene. Allora. Sono tornati loro. Anzitutto, fulliamoci. 接近戦だ No, aspetta, te ti devo combattere. 続けて攻め C'è る lo stronzo di stregone da qualche parte. シーカーまだ耐える悪はただす食らえ残り3つ Ok. 倒しきれんか落ち着いていこう残り2つその Ok. 残り2体。油断しないで。 覚悟はいいか A questo punto facciamo così. Così. よし。敵の増援なし。先を急ぐわよ。 Sì, vai così, continua così, vai, vai. Suca. このまま仕留めるぞ攻撃だ Allora, tu devi morire subito. みんな無事かマンク No, aspetta, tu muori. あと2つ Tu muori proprio direttamente. Allora, 覚悟はいいか 状況を確認する。 critico. Ottimo. 自由な旅人のまだ耐える Facciamo uno. Facciamo due. E tu là. 勝負ありね。私たちの Allora, もう付近に敵はいない。 curiamoci con le loro abilità. このまま押し切る 相変わらずやるな。 Ok, quindi questi due piani li abbiamo ripuliti tutti. Quindi dopo un po' riappaiono i nemici. Ok. Non c'è manco bisogno di andare nella stanza, forse. 接近戦だ Ma qui si farma con piacere. Cioè riappaiono in automatico dopo un po'. こちらが先だ。 Toh. 手加減は何だ No, sbagliatissimo. Sbagliatissimo. このまま追い詰めるよし 敵を撃破。 Perché tra un po' non mi posso curare più e sarebbe un problema. Non voglio consumare già gli oggetti per i punti magia. 状況を確認する。まっすぐ人のために。最後の決めだ。 Ottimo. よし。敵の増援なし。先を急ぐわよ。悪くないなこの技 Ottimo. 見るのが楽しみだ Ciclone. Infligge danni magici da vento medi. Ok, dissolvi tetra. これで終わり Ok. 片付いたな。そこか Allora, a sto punto ce ne possiamo tornare sopra. 何
Vediamo a sto punto se appare qualcosa. Di qua pure siamo andati. Allora, se andiamo sopra di qua, com'è la situazione? Ah, ecco, di qua non siamo proprio andati. 敵がいる。A posto. Tesorino. 役立ちそうだ。 Gilet di Damasco. Allora, aspetta, il gilet di Damasco. Giubba pregiata. Abbiamo uno di elusione, però a sto punto stiamo un pochino più tranquilli. Madonna, che giornata e che vento di merda che c'è. 捕らえた。 Allora, lui è forte. Cazzo, sono due stregoni. 他のやり方は。まだ耐える。覚悟はいいか。往生際が悪い。 Allora, iniziamo a fare così. Così. Tanto siete storditi. Oh no, lui non è stordito. Puttana di tua sorella. Allora. Tu muori. 叩き潰す。 Anche se c'ha pochissima energia, vabbè. Allora, prendiamoci lui da mezzo. Allora, voi adesso ci fate dei problemi. Questo è il primo. Questo è il secondo. No, invece no. Questa in realtà è la soluzione. No, in realtà la soluzione è un paio di coglie. Allora. これを使おう。 Alzati, amico. Amico, alzati. 何か策を。 Amico, l'idea era che tornassi su definitivamente, no? Che cadi un'altra volta. みんな。ごめん。 E naturalmente adesso devo ripartire dalla sconfitta del mostro, immagino. No, dai forzieri. Ok, va bene. Gilet da me. Va bene. Allora, no, abbiamo detto a noi. そこか。 Allora, aspetta, tu vai gestito un attimo in maniera diversa. A parte che mo ce n'è solo uno. Va bene. 覚悟はいいか。粉々ピーター。 Ecco qua, a posto. L'attacco ce lo prendiamo. かすり傷だ。 Anzi, due a dire il vero. まだ倒れるわけには。助かった。さすがだな。手加減はなしだ。食らえ。残り一つ。 Ecco qua. みんな無事か。行くぞ。破壊する。 E voi ve ne andate. もう敵はいないみたいね。 片付いた。 Allora, di qua giustamente non posso riaprire la porta. Non c'è altro. 安全よ。 No, ok. Quindi dobbiamo andare semplicemente qua. Allora, di qua invece com'era la situazione? Di qua siamo entrati. E a sto punto basta tornare direttamente all'ingresso, che c'era solo la stanzetta lì. Ok. 弱そうな敵ばっかりね。敵がいるな。前へ。一気に攻める。押し切 Allora, togliamoci lui da mezzo. A sto punto. Almeno così andiamo sul sicuro. 砕け。気を抜くな。 Ottimo. ヒルケンベルグ。 Andiamo solo attacchi normali. 上行くぞ。 No, non ce la faccio. Almeno prendiamo quanti più bonus possibili. 力
allora. Facciamo pure questi altri qua dentro. Allora, qui dobbiamo stare attenti che c'erano quelli che attaccavano. Ok. Suka. Ottimo. 落ち着いていこう覚悟はいいか A posto. In un turno. Ottimo. Grey, ottimo direi. Allora, e qua abbiamo pulito un pochino tutto. A sto punto possiamo tornarcene per sopra. Puliamo prima la zona qua, almeno. No. Non fare lo stronzone. Ok, questa penso che è l'ultima cura che facciamo. さて王者の力この身に宿れ状況を確認する文句破壊する最後の爪だ頼もしいよふっやっはあ Ok. Necromante. Tu già prima ti saresti fatto male. Io penso che dopo il giretto qua dentro mo si fa proprio male. Uno a resistenza e uno a fortuna. Sto così. Debotto. Allora, dobbiamo solo pulire qua. Ci controlliamo la stanza lì per sicurezza. Non vorrei ci fosse qualche stanza segreta non segnata, eccetera, eccetera. 捉えたよし一気に行こう Allora. 悪は正す食らえシータ Ottimo. やるなやっトルケンベルグ Ottimo. Cioè io se qua esco e rientro è finita. Ok, possiamo andarcene. Pierluigi, penso di poter dire che ce ne possiamo andare a testa alta da questo dungeon, eh? Abbiamo preso tutti i tesori, il boss è morto, ci siamo fatti pure un bel po' di livelli e punti esperienza. Io penso che a sto punto ce ne possiamo pure tornare indietro. Non abbiamo più affari qui dentro. Allora, quindi adesso ci fai avanzare il tempo e ci fai tornare in città. Giusto? 町へ戻るとプロローグデモ版は終了となる。その前に Vedi, è cattivo, è cattivo, è cattivo. Volevo tornare in città e andare a vedere... Oh, è arrivato il Mercury. Ciao, Carmine. Buon pomeriggio. Azz, con i bit. Con i bit. Dottor Mercury, salve. Come la va? Sto pezzo di merda, per lui... Ah. Ti conviene salvare ora la partita. Uff. No, rimani qui perché il gioco è cattivo. Porca la puttana. Allora. Vabbè, Pierluigi, ci dobbiamo fermare qua. Mediamente bene. Dai, Carmine, poi ti avrei contattato in questi giorni. Sono stato un po' io isolato appena tornato e che devo stare un pochettino io da solo. Funzionato, però mo basta. Tu invece? Allora, noi dobbiamo salutare qua Re Fantazio, allora che non possiamo fare più niente. Sì, quello esce l'11. 8 giorni. Mancano 8 giorni. Però è stato cattivo, non poteva... Allora, voto al gioco. T'ho detto, a me sta piacendo tanto. È un JRPG bello robusto. Ha una bella trama, ha belle meccaniche. È tutto molto fluido e non annoia, ti dico la verità. Cioè, io mo... Niente mi vieterebbe di... a questo punto, se proprio dobbiamo andare all-in...
Altre 2 volte soltanto? Però posso farlo in maniera diversa. Aspetta. Il gioco mi vuole far uscire da qui. Dottor Carmine, c'è quel titolo che volevo prendere per giocarlo con lei. Visto che li abbiamo fatti tutti e quello non l'abbiamo ancora fatto. Io se vuole mi interesso, anche perché so che è abbastanza piacevole, eh. Allora ce la possiamo giocare così. Lui mi vuole far staccare. Se io metto a sto punto noi come lottatura 拳で語ってみせる e mettiamo allora sblocchiamo a lei guaritore. Anche perché deve obbligatoriamente salire un po' di livello prima e che cure non ce l'ha. Ok, allora mi interesso nei prossimi giorni, anche perché sembra bello pipicchio. Poi dovrebbe uscire Dark Anthology, Dark Pictures. Doveva uscire 2 anni fa quello sullo spazio, poi non si è saputo più niente. Penso che sia lì lì per uscire. もちろん Possiamo vedere di giocarcelo un pochino o così. Facciamo fare a lei la guaritrice. なるほど守るための力を Oppure. Oppure Stroll, allora. Cioè, capito? Non c'è una mossa di cura con lei. No, allora, Dark Pictures Anthology, quello nuovo, c'era il teaser di quello là ambientato nello spazio. Poi è uscito l'altro gioco, quello l'assassino di Frank Castle. Comunque quello là basato sul mondo di Dead by Daylight. Che è dagli stessi comunque sviluppatori di... l'hanno fatto quelli di Until Dawn, mi sembra, o sto dicendo una castroneria? Aspetta. Frank Castle mi sembra si chiamano. Game. No, boh, se cerco Frank Castle, giustamente mi trova il punitore. Difatti, però c'entra qualcosa il nome Frank. Sono sicuro che c'è il nome Frank nel titolo. Ehm, Game Frank? No. No, aspetta, mi è un fatto di principio. Aspetta un attimo, aspetta. Aspetta. Aspetta che mo deve uscire fuori. Ehm, allora, noi andiamo sulla wiki. Sul sito ufficiale di Dead by Daylight ci deve... Che se non c'è... Frank Stone, ecco. Ecco. Frank Stone. Ok. Dai, c'entrava Frank. Francesca Apret. The Casting of Frank Stone. Eccolo qua. A posto. A posto. Ok, io dopo già vedo pure. In modo tale che in questi giorni vediamo pure un attimino di utilizzarcelo. Poi, quando lei è libero nel pomeriggio, la sera così, quando le va di fare 2 chiacchiere, che è un po' che non ci sentiamo, anche perché ci siamo visti 5 minuti effettivamente. E neanche. È stata molto comica quella scena. Allora, ci abbiamo 6.900 punti mag. Per lui comunque si farma bene qua dentro, se riesce a giocare tranquilli. Allora, いいか
Sì, almeno così inizi pure a curare. E ci vogliono 2 PM. Ok, poi la cosa bella è che poi non abbiamo più avuto modo di parlarne. Io avevo avvisato dalla mattina che tu venivi. Quindi mi era stato detto, io perciò ti ho detto di venire a quell'ora che... Vabbè, dettagli, dettagli. La situazione procede tutto correttamente? Intanto mi chiudo una sigaretta, datemi 2 secondi. 19:20, altri 10 minuti riusciamo a farli, dai. Ora a sto punto, visto che devo rimanere qua, un altro po' di farming, io lo voglio fare. Allora, facciamo l'eco pronto soccorso. Noi meniamo, lui mena e tu curi? Sembra l'unica scelta possibile. Allora, iniziamo a fare un salvataggio qui. Ok, intanto tutto quello che abbiamo fatto ce lo siamo guadagnati. No, fermati, ho sbagliato, ho sbagliato. Rimani qui, fermati. Ma lei che è più informato, che mi era arrivata la notizia che il 1° ottobre Deadpool e Wolverine usciva su Disney Plus. Ma è una cazzata, perché io sto cercando da giorni e non c'è. Sono stato mentito. Allora, curetta. E a sto punto va a fanculo, farma ancora. Quello basta che arriviamo al punto dove non mi fa manco più i fight in prima persona. Siamo a posto. 行くぞ。残ったせモーク叩き潰す。もう少しだ。いいね。相手をよく見る距離を取るヒーラー E non c'aveva l'abilità. Io gliel'ho messa, ヒーラー見よ我々の結束をこの技ではよっはっまだ耐えるか恥ずかしくない戦いか。最後だ。 Ok, va un po' adattato il sistema, però regge. 覚悟はいいか。粉々にしてやる。 Ok, è fattibile. Allora facciamo così. Sì, 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 siamo riusciti a vederlo. Che tornai un paio di giorni a Napoli, ci organizzammo proprio super lampo e stampo, ma sono riuscito a vederlo e... Mamma mia, Carmine Tecchio, mamma, che bel film. Che bel film Marvel. Che bel film Disney. Non pensavo di nuovo queste frasi tutte insieme, tutte in un'unica parola. Cioè, che cosa gli vuoi dire? È tornato pure Wesley. Che cosa gli vuoi dire? Allora, Agatha l'ho vista pure io. Cosa ne pensi tu? 先手必勝だ。文句。 Intanto mi farmo un pochino di punti esperienza a sto punto. このまま追い詰め。手加減はなしだ。叩き潰す。仕上げだ。 Suka. みんな無事距離を取る 落ち着く。 No, io ho visto pure la terza, se non mi sbaglio. Sì, le due che uscirono e poi uscì la terza. Le ho viste tutte e tre al momento. もう付近に敵はいないようだ Anzi, sono proprio curioso di sentire la tua. Come al solito fanno la prima puntata buona e poi buttare tutto in caciara e so che va sempre peggio. Allora. Concordo pienamente con te, perché rispetto alle ultime serie Marvel, io Eco ancora non me la so vista. Cazzo. 続けて攻める。 Eco proprio no. Come vidi il trailer e c'era il coprotagonista gay, dissi, ah cazzo, di nuovo, ancora così. Devo dire la verità, non è stata un'eccessiva rottura.
rottura di coglioni durante la puntata sta cosa rispetto ad altri prodotti Marvel dove prima c'era il genere e poi c'era quello che doveva essere. Ma me la recupero giusto perché credo, visto che c'è Kingpin, sarà collegata a Daredevil, quindi prima o poi dovrò prendere e recuperarmela. Allora, le prime due sono state belle. L'inizio particolare, intrippante, ok, ci sta. Nella terza sì, già effettivamente è finito un po' tutto a caciara. Però, 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 rispetto a altre serie, dove già veramente dalla terza puntata si capiva che era una merda. Carmine, o speriamo che sia la volta buona, o oramai diventa l'abitudine, vabbè, un altro prodotto di merda e via. Quindi, vedendo le prime due, voglio essere un pochino ottimista perché una serie che doveva parlare delle streghe ed è una serie che effettivamente parla di streghe, mettiamola così. 恥ずかしくPoi ho sentito che se ne stanno lamentando tutti, stanno trovando dei buchi di trama, come ad esempio perché se a Westview c'erano tutte queste streghe durante WandaVision non si è mossa nessuno? Quella puttana di tua sorella? È stato un po' troppo aggressivo sei stato, per i miei gusti. Giustamente se erano tutte sotto il gioco di Wanda e non ricordavano di essere streghe, è normale che non potevano fare niente in quel momento là. Ottimo così. Poi ti ho detto, c'è sempre quella cosa di automaticamente dire che è una merda. Che 8 puntate dovrebbero essere. Aspettiamo che si arrivi a quel numero di puntate e vediamo dove vanno a finire. Anche perché io nell'ultima puntata ho sentito un nome. C'è stato un nome. Proprio detto così alla luce del sole. Quindi io quel nome. Sì, allora questa serie qua poi è partita pure un pochino sfortunata perché si è trovata al centro del momento di merda Marvel dove sapevano manco loro che fare. Quindi ha cambiato 4 titoli, doveva uscire prima, poi è uscita dopo, poi casini. Sinceramente va bene così. Ma vediamo dove vanno a parare con sta situazione. E domanda, c'è ancora una trama dell'MCU, un punto generale? No, Carmine, se sbagliano Daredevil con queste premesse, ma devono soltanto chiudere. Perché là sono 18 puntate, o mi sbaglio? Mi ricordo che era un numero di puntate bello alto. Suka. Se me ne vado da qua dentro finisce la demo. E chi se ne va da qua dentro? Fino all'ultimo punto magia devo consumare. Non prendere. No. Sì, tipo dovrebbero essere in due parti. Se sbagliano Daredevil. Cioè, ma veramente chiudete baracche e burattini. Date la Marvel incomodato d'uso a qualcuno perché, cioè, non. Come fai? Ok. Ottimo. Allora, a soldi quando siamo arrivati? Per curiosità. 6.000 scene un'altra volta. Bene. Oh. Aspetta, aspetta che lui è cattivo. Merda. No. Ok. Oh, avete detto che Tony Stark, cioè Robert Downey Jr. fa il Dottor Destino. Ok, iniziate a introdurre un attimo. Anche se là mi aspettavo forse solo i Fantastici 4. Da là non si scappa. Ok.
Madonna mia, se stiamo farmando risorse e abilità a merda. Ok, ottimo. これで終わりか。 Allora, a sto punto, girettino qua anche, perché no? Ormai ho fiducia molto bancaria si potrà... No, gli antichi fasti. È difficile proprio, però se già si rimettono almeno in carreggiata con la base, che uno non è che gli chiede tanto. Cioè avete personaggi, storie, cose. Avete possibilità di fare bellissime cose. Siete degli idioti e decidete di sprecare un potenziale così in modo stupido, va bene. Almeno pure io sto sperando di cuore che almeno si rimetta un pochino in sesto. Tante cose lasciate in sospeso, cose che non hanno portato a nessuna parte, cose che dovevano essere orientate lì, perché a questo punto va bene la questione da risolvere in Loki, la seconda stagione, eccetera, eccetera, ma a sto punto, a parte il finale e tutto il personaggio centrale grosso che doveva essere il tuo nemico, no, non puoi usare più quello. Quindi diciamo, mo c'è una fase di prodotti un attimino. Voglio sperare che nei prossimi iniziano a dare, ma giusto qualche indicazione per capire この調子でいきましょう。 che direzione si vuole prendere. Ma pure per quanto riguarda, ecco, Venom 3 che mo esce. Ok, esce Venom 3, ci sono dei rumor per quanto riguarda la presenza di Spider-Man dentro, vabbè. Ci sono stati ad ogni film di Venom. Però qua effettivamente, pure per dare un senso a quel pezzo di simbionte che è rimasto là, sta da anni là, no? Era il colpone di scena finale. Poi non è che è servito a tantissimo, alla fine. Robert Downey Jr. è stata più una paraculata che altro per me, vogliono proprio vedere. Ma guarda, per me, ok, è stato bellissimo scoprirlo, anche perché io poi là, non avendo linea, non sapendo, tant'è che mi collego un giorno, annunciato il nuovo... chi è? Robert Downey Jr. Ho detto, che cazzo sto leggendo? Allora, bello, per l'amor di Dio, inaspettato. Però è una cosa del genere avrei preferito vederla direttamente nel film. Tu ti vedi il film, ti pompano Dottor Destino per tempo. Arriva il momento in cui si toglie la prima volta la maschera ed esce Robert Downey Jr. su. Tu immagina al cinema a vedere quella scena. Quindi o hanno un piano da patreterni proprio per gestire sta cosa, o se no è stata una cazzata dirla così. Alla Marvel hanno avuto lo stesso problema che hanno avuto in altri franchise. La qualità è calata di molto. La qualità è calata precipitosamente. Fino a quando si vuole e si continuerà ad usare una certa metodologia definita moderna, chiamata wokismo, per produrre film, serie e quant'altro, e no, i risultati saranno sempre questi. 悪くない感覚だ。もう敵はいないわ。 Venom prima lo chiudono, meglio è, figurati. Capì? Però riflettendo un attimo seriamente, proprio da appassionato e da spettatore, ma non sarebbe stato meglio vederselo al cinema un colpo di scena del genere? O c'hanno la super idea dietro? Per i Venom, io alla fine, sempre su Netflix, mi sono visto i primi due, perché dico la verità. Allora, non è perfetto. Non è perfetto. Cioè, lungi da me da dire che i Venom sono dei film perfetti. Però essendo un pochino affezionato al personaggio, みんな無事か。 soprattutto il secondo che c'è Carnage, ti dico la verità. Allora, è l'unica rappresentazione di Venom a schermo che abbiamo, visto che c'è sempre quel pezzo di simbionte sulla Terra, così che chissà nel tempo cosa sta facendo. Li prendo in simpatia, cioè
Lo vedo per terminarmi la trilogia a sto punto, però. A me soprattutto interessa quello che faranno tanto la gente al cinema per rivedere. Sì, sì, quella è stata proprio la mossa per attirare le marmaglie, ecco, chiamiamola così. E per arrivare a questo punto, davvero Disney ha perso un casino di soldi negli anni. Cioè, forse un pochino se ne è resa conto. Però, giustamente, invece di dire rimbocchiamoci le maniche e facciamo prodotti di qualità, come ci riprendiamo? Facciamo tornare Robert Downey Jr. Va bene. Però il resto? Allora, murettina. 捉えた Che lag. Che lag che ha tirato. Che lag. ここに壊れろ残った Ok. 覚悟はいいか Facciamo un passaggino a tutti. 思ったよりやるな。 この力で Allora. Suka. Però almeno ha crittato. 粉々にしてやる思ったより耐える癒しの力を Allora. そのまま Uno. やれる Facciamo due. 悪くないな Un buon attacco me lo fai. Puttana da sorta. Sei. Guarda, guarda. Guarda, vergognati. Ma vaffanculo. Minchia, mi ha buttato tutti giù, tutti. 回復忘れないでよ。このまま押し切る Mo, secondo me, molto probabilmente andrà tutto verso la cosa di. Ci sarà qualche indizio sull'apparizione di Magneto tramite. Calma. E come dici Magneto, arrivano le botte. Magneto, Dottor Destino, scusate. Ci sarà qualche indizio sulla sua apparizione. Deadpool viaggerà nel multiverso e assemblerà tutti i supereroi più potenti e forti e tirerà i nuovi personaggi nell'MCU. Mega scontro. Secret Wars. È a posto. 往生際が Vaffanculo. 頼りに Ok, meno uno. Allora. Cazzottone. 正義の拳をたくらいな Ottimo. まだ耐えるか。王者の魂をここに壊れ A sto punto, vattene così. 敵の増援なし。先を急ぐわよ。 Madonna, se sto farmando come la merda, Pierluigi. Madonna mia, mi sto vergognando di me stesso. 隊長の 文句 Allora, penso che lui con uno di energia si deve un attimino riprendere. 往生際が悪い行くぞ。癒しの力。ありがとうオンに切る In realtà, secondo me, Deadpool rende meglio come battitore libero, ossia con film quasi staccati dalla contenuto in generale e magari ogni tanto a fare il Sì, questo, ma di fatti così lo vorrei che si muovesse, giusto per rivederlo, che dopo il successo che ha avuto già prima che uscisse il film, c'erano voci belle grosse che dicevano che sarebbero apparsi in altri film, eccetera, eccetera. Cioè, è una coppia d'oro. 最後の爪だ。文句壊れろ Ok. Ottimo. よし。敵の増援なし。先を急ぐわよ。よし、いいぞ。 Non è neanche tanto un guaio e stancante farmare per lui, ti dico la verità. 詰めるよ やった。能
Cioè, abbiamo preso livelli, abbiamo preso risorse, abbiamo fatto un sacco di mag, quindi possiamo ancora di più personalizzarci gli archetipi. E questo è solo col primo dungeon. 捉えた Allora, rifacciamo l'oro, torniamo indietro e usciamo. Più di questo non posso rischiare. Forse qualche altra cosina. Allora, noi adesso torniamo indietro. Allora, più che altro iniziamo a vedere così. Più cercano di incastrare Deadpool nell'MCU, più lo rovinano. Ma quello di fatti, Carmine, poco prima che uscisse il film, volevano obbligare proprio Ryan Reynolds e Hugh Jackman a girare alcune scene, ad includere alcuni personaggi e alcune situazioni all'interno del film, ma sono successi dei casini tremendi. Motivo per fare questo 9002. E io con 8002 mi sento ricco di punti così. Va bene? Allora. A questo punto vediamo cosa ci possiamo mettere. Allora, no, questo posso fare. Ok. Sì, 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 vai, vai. Imparate tutte le classi base. Sono un'ottima coppia, ma funzionerebbe bene con Wolverine che segue Deadpool perché ha paura di quello che potrebbe diventare, mentre Deadpool che rompe la quarta parete e dice allo spettatore, dopo gli incassi dei miei film appariremo insieme ogni volta che ci pare. Ma la speranza è quella per Luigi. Cioè, questo è il punto. Come puoi tu avere ed esserti creato una carta jolly di questa portata e vedremo col senno di poi e col tempo se effettivamente sta carta se la so giocata bene oppure no, perché per me Marvel, Disney, dovete recuperare terreno, avete fatto cagare. Cioè, non... No. Allora, avete detto che il nemico mo è il Dottor Destino. Bene, iniziate a fare belle storie di nuovo, che alla fine quello serve. Cioè, non è che uno gli ha detto fateci il film con Superman che lotta contro Batman e l'Uomo Ragno. Tu dici, aspetti, è un po' impossibile. Superman e Batman è un'altra cosa. No, lo vogliamo. Sa, tipo bimbo che piange. Cioè, avete bei personaggi. Avete scritto bei film e fatto belle storie al momento. Dai, la faccio passare buona così. A parte alcune vaccate che lasciamo perdere, trovano il tempo che trovano. Perché よしこの se prima guadagnavo 5 lire scrivendo le storie in un modo e adesso guadagno 1 lira scrivendo le storie in un altro, ma forse, infatti poco prima che partivo leggevo proprio questa cosa qua, che la Disney voleva tornare al metodo precedente di come si organizzava e come gestiva i film. Che non si è capito niente, serie che dovevano essere collegate e che in realtà non veniva detto niente. Tipo Moon Knight, a me mi ha sempre dato l'impressione come se fosse un altro universo, un'altra cosa, cioè sta là per i fatti suoi e... No, non so. Allora, ti facciamo imparare pure tutte le classi a te. Ok. Ok, quindi è sta ragazza che parla. Che è la stessa che ci parla la prima volta che si sono svegliati tutti. E Moore la conosce. Ma tipo l'hanno detto che non sarà collegato e comunque non comparirà nei film. Cioè, mucca la miseria. Facciamo le cose perché alla Marvel è tutto collegato. Poi Moon Knight, no, non c'è. E scusi, che cazzo lo... なるほど興味深いこれはねいいか Sono belline le cose, tipo... Ecco, mi è piaciuto in Agatha come è stata, もちろん tra virgolette, in- introdotta Wanda. Mettiamola così.
hai messo il pubblico nella condizione, informi e fai capire a chi vede per la prima volta quella serie che c'è qualcos'altro da vedere per capire al meglio la storia, per capire chi è quella persona morta e perché è così importante per Agatha. Però allo stesso punto, se qualcuno inizia adesso, sì, se lo sai, sai di più. Però diciamo te la puoi vedere pure così. E so belli sti collegamenti. なるほど興味深いこれはね Sì, sì, sì. Se vai, 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 sì, 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 sblocca tutto. もちろん Almeno così ci sblocchiamo altre cose. Allora, 守るための e ti sblocco anche il mago. 興味深いこれはねいいか A posto. Così ce li hai tutti quanti sbloccati. もちろん Va bene, va bene, va bene, va bene. 新たな力を得たぞ Allora, siamo al 15% degli archetipi disponibili. 2 livello 16, un livello 15. Allora, a sto punto noi continuiamo con te così. Poi, tu c'hai... Anche tu il lottatore. E c'è questo. Anche se a sto punto... ma questa pure non sarebbe male come passiva sotto. Minchia. Però costa 6.000. Pochino troppo. Allora, teniamo lui con Dei al momento. E tu? Aspetta, noi calcoliamo sempre che ce ne dobbiamo uscire da qua. Dobbiamo tornare dall'altro lato. Allora, quindi a questo punto noi passiamo alla classe del viandante. E continuiamo a farla salire. Come tecniche ci mettiamo medi e fuoco. Così copriamo 2 elementi. L'unione fa la forza. Aumenta la frequenza degli attacchi di supporto degli alleati nelle battaglie veloci. Va benissimo. Tu continui a fare il lottatore. E tu... No guerriero. Ma cavaliere. Visto che tu nasci cavaliere, mi ritorni cavaliere. Anche perché c'hai indole cauta. E aumenti in automatico la difesa. Puoi metterlo all'inizio di ogni fight. Dopo tutti questi discorsi ricordiamoci però la base. I produttori possono fare quello che vogliono, ma siamo noi che decidiamo di guardare o meno il prodotto finale. Vedi la Disney che ha perso una barca di soldi. E il punto è proprio questo. Vidi un video che volevo portarvi anche a voi in live. Il problema in sintesi è che la Disney c'è un motivo per cui non se ne fotte più di tanto di perdere i soldi. Perché poco prima dell'estate erano uscite, a parte che era stato letteralmente era girato un produttore, uno che comunque lavora in Disney, si è fatto accalappiare da una ragazza su Tinder che l'ha riconosciuto, lo conosceva, non lo so come. E andando a cena ha videoregistrato tutto e si è fatto spiegare un attimino come funziona tutto la Baradan. Parte che sono usciti fuori documentazioni ufficiali dove davvero le truppe, i reparti e quant'altro tutto funziona a punteggio in base a valori settati per l'inclusione, eccetera, eccetera. Quindi, se tu sei bravo, sei un bravo scrittore, sei un bravo sceneggiatore, sei un bravo X qualunque cosa, però sei un bianco etero, prendi 0 punti. Mi dispiace dirlo, ma sono i fatti che parlano. Non sei tanto bravo?
però sei gay o di etnia X, prendi punti. Quindi in fase di selezione la Disney rientra in una certa categoria di punteggio, mettiamola così, proprio per l'inclusività, eccetera, eccetera. Il punto è che lo Stato in America per l'inclusione, per queste cose qui, finanzia le aziende. Quindi tu, esattamente, il punteggio dei, a posto. Quindi Disney investiva 100 per guadagnarne 200. Però con tutto sto giro non guadagnavi 200, ci vai a perdere perché i prodotti erano peggiori, arrivavi a guadagnare la metà, ci rientravi con le spese. Tu è vero che hai perso perché se produci cose e soprattutto che sei un'azienda di quella portata lo fai per guadagnare altri soldi. Però si è creato sto giro dove per cercare di acchiappare il 5-10% di un target che finora non aveva toccato, sta buttando tutto in malora. E non è solo lei, quello è il punto. Cioè la cosa bella è che tutti, sia in ambito cinematografico che anche in ambito videoludico, stanno adottando questo sistema, vedono che le cose non vanno bene, la colpa non è loro. Pierluigi, il fatto che parlammo l'altro giorno di Star Wars Outlaws, tu hai pure il coraggio di lamentarti, caro presidente Ubisoft o chi aveva parlato? Cioè, tu c'hai il brand di Star Wars, puoi fare un gioco open world. Ma cazzo fai a... Come? Come è possibile sta cosa? Oh, a questo punto tu sei settata bene così. Allora, vediamo solo di tornare indietro per quanto possibile. Sì, ci ha perso, ma non è che ci ha perso chissà quanto. È che io personalmente credo che se una multinazionale come la Disney e si va a vedere i bilanci e vede che hai perso tot milioni di dollari con dei film, penso che il reparto marketing, il reparto pubblicitario, almeno uno voglio provare a farlo però, si sia un attimino messo e abbia detto aspetta un attimo, perché i nostri film non stanno vendendo più come prima? O perché abbiamo fatto questo, questo e questo? No. Milioni perché mi sono voluto mantenere per Luigi, ma... Cioè... Penso che chi ha i piani alti Disney e quant'altro non abbia letto in giro cosa si pensa di tutta una serie di loro titoli. Quindi non avrebbe dovuto dire ok, abbiamo sbagliato questo, sta a posto, correggiamo l'errore. No, hanno continuato. Penso io, se tu vedi che c'è una cosa che ti fa solo perdere soldi e ti sta facendo perdere rispetto agli occhi del pubblico, fatti un male adesso, porca la miseria. Ok, allora. Dai, dobbiamo solo scappare da qui, dai. Dai che ce la facciamo, dai. 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 Dai così. Allora. Suka. Va bene. Va bene. Forse ce la facciamo giusto, giusto. Allora, riusciamo a fare così. Così. Suka. Cioè, veramente, a livello logico, non capisco come posso capire ne sbagli uno. Vedi che non è andato, dici vabbè, è capitato, proviamone a farne un secondo, può darsi, sai, il sistema è nuovo. Dobbiamo far capire
Minchia, ma hai fatto tra film e serie. C'è stato proprio un blocchettone dove hai fatto, in alcuni casi, la merda. Cazzo, tua sorella, quella svergognata. Re Fantazio, ti voglio bene. Re Fantazio, ti voglio bene. Suka. 加減はしない Allora, 癒しの力よ助かったありがたい dai. スモーク Allora, 往生際が悪い みんな無事か iniziamoci a togliere lui da mezzo, che è il peggiore. No, no, non lo dovevi fare questo. Cazzo. Mammeta. Soreta. Soreta. Rotto un po' i coglioni però, te lo devo dire. Allora, 叩き潰し andiamo a toglierci lui da mezzo. このために破壊する Ok, これ式 ok, ok. 悪は正す粉々にしてやる まだ終わらん使うぞ A sto punto. さすがだな 見えた Suka. 何か策は Mi ha fatto su qua lui a me, però va bene. Allora, 思ったより耐える 相手を non muore, non muore, non muore, non muore. Non muore. Vai così. Suka. Va bene così. Allora, みんな無事か見えた ottimo, hai crittato giusto giusto. この身に破れ Ok, almeno sono riuscito a fargli 2 colpi. Suka. 精霊の力を Minchia, se ti prendono un attimo in fuorigioco è finito. Ok, allora. C'è l'ultimo punto in cui rischiare. Allora, ci facciamo prima questi due qua. 詰めるよ Cazzo. よし Meno male che ho visto l'attacco un paio di secondi prima. Allora, この力でそうじゃない iniziamo a far fuori lui. この身に破れ E tu muori. Poi, 破壊する cacciatore. 頼もしいよ Ottimo. Ok, ottimo. Forse a livello 20 riusciamo ad arrivarci. 敵がいるな Ma vaffanculo. No dai, almeno a livello 20 devo arrivare con lei. Datemi dei nemici per piacere. 捉えた 力 A posto, fatto. Grazie mille. Grazie mille. Arrivederci. Allora. Ritorniamo di qua. 敵がいるな Allora, siamo riusciti a farci anche un altro giro. Di più non posso spingere perché non ho oggetti per recuperare i punti magia e quant'altro. Però dai, Pierluigi, penso che una sessione di farming in una zona nuova e completarla così, tanto di cappella, Penso siamo a posto così. La Disney sta cercando di recuperare in altri ambiti. Interessante il canale streaming di Disney+, che dopo diversi anni è andato inattivo, però il costo degli abbonamenti è letteralmente raddoppiato negli ultimi 2 anni e questo potrebbe essere pesante nel futuro. Sì, effettivamente si sta iniziando un pochino ad alzare troppo i prezzi delle piattaforme.
E dà fastidio da un lato per il semplice fattore che, ecco, in questo caso Disney, hai dovuto alzare il prezzo perché hai avuto delle perdite per opere tendenti alla merda che tu hai fatto e perché ti devo pagare io di più per quello che hai fatto. Pezzot is the way. Sì, ma alla fine sì, sì, sì. Noi siamo pro qualunque opera fatta dall'essere umano. Siamo felici se ci date storie e cose che ci fanno divertire. Però a questo punto c'è una via. Ora non dico di prendere quella via. Io sarei ben contento a prezzi onesti di poter fare quante più cose possibili in maniera paralegale, mettiamola così. Però se ci date la merda, vorrei farlo per lo sport, ma mi dà troppo fastidio. Sì, quello è uno dei problemi. Allora, che ora si è fatta? Sulle 8 precise. Allora, ragazzi, io stacco un attimo che vado a mangiare qualcosa. Cerco anche di capire se vengono i ragazzi, se viene qualcuno. Se... O rientro tra una mezz'oretta e inizio a fare qualcosa, oppure ci vediamo direttamente per le 9:30. Penso che viene Gianmarco e facciamo un po' di persona. Dottor Carmine, io devo iniziarla a vedere. Ce l'ho segnata. Ce l'ho segnata. Io l'unica cosa che sono riuscito a vedere quest'estate è stato, scaricandomi le puntate, un mega alla volta. Umbrella Academy sono riuscito a vedermela. E sono riuscito a vedere anche quella nuova di Batman su Amazon Prime Video. Ma mi sa che io stasera dopo la live mi metto e mi inizio a vedere la prima puntata, eh. È quella che parla delle divinità di Zeus, tutto di rindà così. Non hai visto ancora Fallout, Carmine? Carmine, non hai visto ancora Fallout? No, Carmine. Ma che mi stai narrando? No, Carmine. Carmine, è Fallout serie, punto. Non so come Bethesda abbia fatto una serie senza bug, senza problemi. No, io quella... Non ho niente contro quello che sto dicendo, però su alcune cose, Carmine, concorderei con me, si è un attimino vuocata pure lì, cioè... No, ma io la vedrei con immenso piacere, però ho letto che è un po' troppo infarcita di wokismo in alcuni momenti allo stato puro, questo è quello che ho letto, quindi non... Se me la devo vedere per intossicarmi, perché oramai quando vedo certe cose, capì? Se io mi devo vedere la serie del Signore degli Anelli e io sono un elfo di colore e quindi sono più forte. No, no, non funziona così. Tu dimostri il tuo valore e diciamo che sei forte. Giusto per fare un esempio. Però ho sentito che lei è proprio piena, ma piena, ma piena, ma piena. Per l'amor di Dio hanno usato un budget immenso e ho visto qualche spezzone ed effettivamente ne vale la pena visivamente. Ho saputo anche che ci sono personaggi interessanti dentro, giovani personaggi, mettiamola così. Però se mi devo vedere una serie che deve essere un pippone tremendo alle comunità LGBTQ, all'inclusione al mondo arcobalene, questo e quell'altro, no, già la faccio. Spendere tanto non vuol dire spendere bene. Esatto, per lui. Se io guardo Il Signore degli Anelli, voglio vedere Il Signore degli Anelli. Se io guardo... Toh, guarda, uso questo esempio qua. Carmine, tu la serie di Batman, quella nuova a cartone su Amazon Prime Video, tu l'hai vista? È molto bella visivamente, Marvel Docet. Ho detto, ho visto alcune scene, sì, bella, però... Allora, è bella, è proprio una serie di Batman. Però lì c'è una differenza. Ti invito appena puoi, senza dirti niente.
basta che vedi la prima puntata. Tu vedi la prima puntata, ad un certo punto dirai, che cazzo sta succedendo? Proprio queste parole qua. Che cazzo sta succedendo? Puoi pure invertire l'ordine. Però come è stata gestita lì e come hanno portato poi avanti. Ci sono alcune non forzature, però un modo di portare le cose a schermo. Ecco, si parla tranquillamente di due donne che ci provano l'uno con l'altro. Ci sono alcune cose un attimino più particolari all'interno. Poi fino a quando vengono gestite con calma non ci sono problemi. Qui c'è una cosa grossa per me, totalmente inaspettata, però è gestita meglio da come se la so gestita la Disney e tante altre compagnie. Ti ho detto, ti basta la prima puntata, i primi 10 minuti. Tu la vedi e dici, cosa cazzo sta succedendo? Ecco, appunto, quello. Io la vidi al day one la prima puntata. Quindi penso che già sai di cosa sto parlando. Io rimasi come il ceppolo. Non che mi dava fastidio, attenzione. È stato anche piacevole. Ah, The Penguin, la serie TV. Ok, ok. Quella sì, quella sì. Però ho letto che è bella, quindi voglio aspettare tutte le puntate e me le vedo tutte quante insieme a sto punto. Allora, sono le 8:05. Io ho fame, devo andare a mangiare. Ragazzi, controllate tra una mezz'oretta, una quarantina di minuti. Se mi collego sono direttamente alle 9:30. Vediamo un po' come va questa serata. Quindi risalvo per la terza volta per sicurezza. Re Fantasio, ci vediamo il giorno 11 con la 12 ore. Io ti lascio qui. Abbiamo una strada davanti a noi, buia con la nebbia, ma c'è un po' di luce dentro. Quindi il giorno 11 lo continuiamo. Buona cena anche a te, Carmine. Poi ci sentiamo domani con calma, e che ti voglio sentire con calma a te. Per Luigi, se ci sei, buona cena anche a te. Dopo continuiamo persona e stiamo continuando a scendere. Prima o poi scopriremo la verità. Buona cena a tutti. Noi ci sentiamo, se il gioco mi permette di uscire, più tardi. Buona cena. Comunque Re Fantazio è troppo bello.